Contagi stabili e calo della pressione sulla sanità. La fine di settembre segna un periodo decisamente incoraggiante per l'emergenza coronavirus e la regione si concentra sulle scuole. Lo conferma il governatore Luca Zaia. Io penso che noi dovremmo ancora attendere almeno un paio di settimane per capire quale effetto avremo avuto dall'apertura delle scuole, perché le scuole rappresentano per antonomasia l'assembramento più cospicuo, più importante, non solo a livello di struttura scolastica, di aula, ma anche di punti di aggregazione che sono rappresentati, che so, dalle stazioni del Corriere, dalle stazioni ferroviarie o da altro, ma anche per tutto quello che rappresentano poi dei mezzi di trasporto. Il monitoraggio continua con il progetto delle scuole Sentinella, dal quale arriveranno i primi dati all'inizio della settimana prossima. Stiamo anche elaborando una proposta da proporre a livello nazionale per avere un approccio che sia, come si può dire, un po' più confacente al fatto che non si blocchino scuole nel momento in cui ci possa essere un focolaio. La linea da seguire per la regione è quindi quella dell'insegnamento in presenza. La filosofia del lavoro potrebbe essere quella di dire intanto di vedere la percentuale di vaccinati all'interno della classe, che può essere già una prima discriminante. L'altra anche il posizionamento dei ragazzi rispetto all'eventuale positivo. Insomma, la filosofia è quella di non chiudere le scuole.